Il caffè a Napoli ha origini antichissime. Questa mattina siamo venuti ad intervistare qui al Gambrinus chi col caffè ha scritto la storia a Napoli. Andiamo ad intervistarlo. Massimiliano, ti abbiamo portato la macchinetta del caffè come promesso perché adesso sarai tu a prepararla durante la nostra intervista. Tu mi hai portato una moka, ma io ti porto la cuccuma, Ah, che sorpresa! la napoletana, l'antica Questa caffettiera. è storia proprio. Questa è la storia del caffè, se vogliamo. Come si preparava qui il caffè una volta? Qua guarda, il caffè aveva una preparazione diversa rispetto alla moka, perché in realtà l'acqua si metteva nel lato basso della cuccuma Quindi o al la contrario. napoletana, si metteva al contrario, quindi tu qua avevi l'acqua che doveva riscaldarsi e qua c'è il filtro, infatti questa è la prima macchinetta a filtro. Quando il caffè era caldo, si gira e per colazione il caffè scendeva. E come diceva Edoardo, per non perdere l'aroma, perché intanto che scendeva ci metteva un po' di tempo, per non far perdere l'aroma, il segreto era mettere il cuccotiello di Edoardo. Qua invece Napoletanissimo. il discorso è un po' inverso, cioè l'acqua sta sotto, quindi con la pressione dell'acqua, fondamentalmente tende, il filtro c'è sempre, vedi, perché la cuccuma è stata una rivoluzione per il caffè, perché c'è stato il filtro e successivamente la moka riprendeva lo stesso principio. La differenza forse è la maggiore velocità con cui si può preparare il caffè nella moka. Invece questo è come si definisce il caffè alla napoletana. E durante questa preparazione con la nostra moka adesso, ci racconti un po' la storia del Gambrinus che da sempre è stato un centro nevralgico per Napoli di cultura ma anche di nobiltà, di letteratura. Raccontaci un po' come è nata soprattutto durante la vostra di generazione. Ma guarda, noi nella famiglia siamo nati e cresciuti con il mito del Gambrinus. È sempre stato un amore, un innamoramento proprio perché per chi ha un locale, chi mi ascolta e magari ha un ristorante, una pubblica esercizio, un bar, sa che il locale diventa un poco casa, diventa proprio il luogo dove ti ritrovi con la famiglia, dove vai a trovare a papà, è proprio l'ambiente, lo senti parte integrante della tua casa, del tuo vissuto. Dove passi più Quindi tempo per anche, noi, no? dove passi più tempo? Cioè, io molto spesso dico passiamo più tempo con i nostri dipendenti che con le nostre famiglie. Ed è così, perché poi chi lavora con te diventa un po' parte integrante della tua famiglia. Quindi l'abbiamo vissuto come quasi uno scambio reciproco, anche perché, come dice Maurizio e Giovanni, i locali ti parlano. Quindi quando sai ascoltare, senti la voce che quasi ti accarezza. E il Gambrinus è stato un luogo di ispirazione per tante menti, per tante generazioni. Noi tutto questo, noi siamo una famiglia, quindi la famiglia Sergio Rosati, sentiamo tutto questo amore, tutto questo trasporto come parte della nostra vita, come parte della nostra famiglia. È un viaggio che inizia nel 73, agosto 1973, quando il nonno, tale Michele Sergio, detto il ragioniere, era bello perché io quando ero piccolo il nonno mi portava a Piazza Dante, dove c'era un negozio di giocattoli, e per me da piccolo era Piazza Dante, perché c'erano i giocattoli. Quindi, e mi ricordo, c'era questo ricordo bellissimo, è il più bello di mio nonno. E quando andavamo per Via Toledo, mio nonno era un sindaco di Via Toledo, perché praticamente però. c'era gente che lo fermava, ma proprio gente da metri, ragioni, faccia una cosa, ragioni. E io, figuro, un bambino di 5 anni, ero orgogliosissimo che tutti chi si va a accarezzare, e poi ovviamente, ma un nipote vostro, ma è bellino. Quindi c'era tutta quella napoletanità, quell'affetto, quel calore, poi chissà che volevano, magari chi si era venuto a prendere un caffè, chi voleva magari gli proponeva qualcuno per lavorare, insomma, sono le cose alla napoletana, insomma, cioè, che tante volte abbiamo visto e fa parte del nostro vissuto. Quindi diciamo un'avventura nasce nel 1973, di conseguenza da quel momento in poi con tutte le difficoltà dell'epoca, perché nel 73, a parte vabbè, a livello mondiale ci furono 2 crisi petrolifere, però a Napoli ci fu il colera,
a noi non ci facciamo mancare niente, noi abbiamo la crisi nella crisi. Ci fu il colera che durò pochissimo, mi dicono 15 giorni, fu debellato, però poi da quel momento in poi i luoghi principali da evitare erano proprio i pubblici esercizi, perché per via aerea o comunque per bocca, insomma, l'uso della tazzina si trasmetteva il colera. Quindi di conseguenza da quel momento in poi inizia il momento nero dei locali pubblici esercizi a Napoli e in particolar modo del Gambrinus. Quindi ti lascio immaginare, questo momento io voi? non ero nato, quindi non te lo so dire come lo hanno vissuto. L'hanno vissuto col sacrificio, perché poi un'altra cosa che sta nei locali, non quelli intesi come business, ma quelli intesi come famiglia, l'elemento principale è il sacrificio, perché devi stare la mattina presto, perché devi stare la sera tardi. Capirai, in un momento così difficile, paradossalmente un'ancora di salvezza è stata lanciata dall'Eritrea. Perché? Perché in quel periodo, negli anni 70, c'era un'importante comunità eritrea a Napoli e ogni giovedì, e io me lo ricordo, si incontravano, era il giorno di riposo dei domestici, e Piazza del Re Trento era piena di eritrei che venivano a prendere una delle poche cose che potevi prendere, la birra. Cioè si stappava la bottiglia, quindi era un ritrovo, monouso. insomma, per loro. Anche a livello igienico riuscivi, come dire, a risolvere il problema, perché non era un bicchiere che veniva lavato e poi riutilizzato, era una bottiglia monouso e quindi era solo per te, e quindi come dire, alcuni prodotti che venivano etichettati come monouso si potevano utilizzare. E grazie a questa comunità eritrea che si rincontrava il giovedì a Napoli, facevano praticamente l'incasso tutta la settimana e si poteva andare avanti e pagare le cambiali e tutte le cose che i fornitori, tutte le cose che per andare avanti. Un attimo solamente, ci siamo distratti così tanto. Sì, hai ragione. Mi sono così Perdonami. presa nella storia che Facciamo raccontavi e Facciamo il caffè. dobbiamo fare il caffè. Per chiacchierone di pazienza. Assolutamente. Venga una chiacchiera. Mettiamo- Allora facciamo questo, va bene? Assolutamente. Celebriamo Facciamola vedere per bene. gli ospiti e utilizziamo questo. Mettiamo Poi un'altra l'acqua. occasione. Fin Mettiamo dove? l'acqua. Fin dove? Vediamo se è preparato. Allora, premetto che umilmente abbiamo fatto degli studi sul caffè, sull'acqua. L'acqua di Napoli è la migliore per fare il caffè. Fine Dovete della venire a storia. Napoli per bere il buon Per caffè. Dovete venire caratteristiche a Napoli. di durezza, magnesio, adesso non voglio fare il chimico perché abbiate fede, me l'ha detto un chimico. Anche perché con la quindi chiacchiera che hai. parlo sempre io. Esatto. Allora, l'acqua fino alla valvola, Esatto. Eccoci preparato, qua. preparato. quindi a me piace mi piacciono molto i film napoletani e c'è il film di Edoardo De Filippo, Lumena Marturano, che lei va in pasticceria e Intramontabile. dice una cosa che a me, che la ripeto sempre, no? Le pasticcerie, dice Gioino, io sfogliatelle ne sacci fa, ma sacci mangiare. Allora io il caffè umilmente dico non lo so fare, ma lo so bere, ok? Però mi diletto qualche volta, adesso non più perché ormai con gli impegni quotidiani è difficile fermarsi a godere qualche volta dei propri momenti. Si fa, ovviamente, Sta chiedo andando scusa, bene. intanto acqua fino alla valvola, che è la valvola di sicurezza. Speriamo che funzioni, perché se non funziona Esplode. filtro, caffè, ovviamente, Ovviamente che deve avere Che- la forma. della montagnella, anche se non è che sia, come dire, proprio un diktat, è più una... hai visto? Però abbiamo trovato qualcuno che No, proprio è fa un... controcorrente. No, non è controcorrente, è la montagnella è una nostra tradizione, però la si può anche prestare così, vedi? Non troppo. Non però, troppo, perché troppo. sennò non passa il caffè e al quel punto c'è la valvola. E tra Facciamo la aneddoti- montagnella e va. Però tra vedi, aneddoti che prima sai mi perché non mi piace la raccontavi. montagnella? Perché a volte ti cade il caffè sul bordo. Allora, io faccio, ma non impropriamente, perché poi però a casa lo posso fare, se fosse un locale lo potrei fare. Passo il dito così, Ecco, proprio preciso, diventa un Vesuvio. e togli, in questo esatto, modo. e togli, però io il più delle volte lo presso. E noi lo beviamo adesso qui al Gambrinus, Andiamo. il nostro caffè. Andiamo.
Massimiliano, il caffè è pronto, sei stato veramente un allievo eccellente, Grazie. però voglio provarlo questo caffè. Assolutamente. Vediamo, Posso? certo. Vado? Prima Vediamo le signore. grazie, Ale. se come l'hai descritto tu, e mi dicevi che il caffè tu lo desideri, insomma, lo gusti amaro. Assolutamente sì, perché Anch'io. diciamo per capire veramente come è fatto Oh. il caffè e tecnicamente le caratteristiche organolettiche che ti può dare, lo devi assaggiare amaro, perché lo zucchero comunque è un ingrediente che ti altera il sapore. Te lo puoi aggiustare, come diceva la canzone, lo zucchero o dolce in tazza fino a bocca quando arriva, perché si deve mettere lo zucchero, devo girare, è un po' una tradizione napoletana. Però un po' come informazione professionale preferisco assaggiarlo amaro. E allora, riprendendo sempre la tradizione della canzone napoletana, com'era quella canzone? Tante che ha già avuta e tante che ha già girato, con dolce sotto tazzo. Fino in bocca quando arriva. Il caffè di oggi era delizioso. Mua! D'altronde come poteva non esserlo qui a casa Gambrinus? Chissà se il prossimo ospite sarà all'altezza. Io nel frattempo quasi quasi bevo un altro caffè. Non qui però, al banco.